La vita esiste fino a dove arriva il verde e a Castelfranco Veneto esiste questo posto straordinario, fatto di storia, bellezza e vita. È il parco Revedin Bolasco con la sua villa. Non a caso è stato scelto questo luogo straordinario, che è stato decretato nel 2018 il parco più bello d'Italia per presentare un progetto unico e innovativo nel suo genere, il progetto Varsitis, di cui Castelfranco Veneto ne è città pilota per l'Europa. Il nostro viaggio tra natura e scienza sta per incominciare. Benvenuti a una nuova puntata di Itinerari Turistici. Ci accoglie il sindaco Stefano Margon. Buonasera sindaco. Buonasera Ida, bentornata a Castelfranco Veneto. Grazie. Eccellenze scientifiche si ritrovano oggi qua in questa cornice meravigliosa. Ma sindaco, è più forte la scienza o la forza della natura? Sono due elementi che quando si trovano, si incontrano, danno risposte straordinarie, perché il benessere che le persone, il benessere fisico che hanno nel vivere in contesti come quello di un giardino di Villa Bolasco è noto, però non è scientificamente testato e qui con questo progetto noi lo stiamo facendo. Noi assieme all'Università di Padova, diversi partner, al termine di questo percorso avremo un modello replicabile a livello europeo. Parte proprio da qui il progetto Varsitis, ma spieghiamo bene al nostro pubblico di cosa si tratta. È un progetto finanziato dall'Europa dove partecipano 7 città europee, per l'Italia c'è Castelfranco Veneto e verte sostanzialmente sul mettere nero su bianco, testare scientificamente come si può fare per migliorare la qualità della vita delle persone. Nel caso specifico di Varsitis sarà indirizzato a coloro che sono ammalati di Alzheimer, a loro, ai loro familiari e quindi è un progetto, mi ripeto, scientifico che testerà come si può vivere meglio. Ma vogliamo capire anche noi se è vero quello che sostengono i ricercatori dell'Università di Padova, che passeggiando effettivamente in mezzo alla forza della natura riusciamo a trarne un grande beneficio. Sicuramente Ida, perché questo giardino è stato insignito nel 2018 del titolo di parco più bello d'Italia. 5 ettari, 200 essenze arboree e quindi percepirai sicuramente una sensazione di benessere nel calcare i viottoli, i sentieri di questo giardino, sicuramente. Poi l'università ti dirà che scientificamente ti testerà in qualche modo e ti dirà che è così. Lo sappiamo che il verde, il silenzio, la calma, il canto degli uccelli portano benessere. La scienza poi lo metterà nero su bianco. Grazie sindaco. Grazie a te e buona passeggiata. Grazie. Parco Bolasco, un'isola verde nel cuore di Castelfranco Veneto, ne parliamo con il professore Raffaele Cavalli. Buonasera professore. Buonasera, è un'isola verde, un'eredità del passato. Ma c'è una cosa professore che impressiona i visitatori quando arrivano qui. Sì, è la maestà degli alberi che si trovano collocati vicino alla villa e questa era proprio una funzione che il progettista aveva dato a questo angolo del giardino per cercare di dare impressione a chi visitava la villa, agli ospiti della villa. Quindi c'è una vegetazione importante con degli alberi anche di specie esotiche e questa vegetazione poi lentamente degrada verso nord andando ad agganciandosi a quella che è invece la vegetazione tipica della campagna veneta. Non solo flora ma anche fauna. Certo, perché la grande quantità di vegetazione unita alla presenza di un lago importante, perché sono circa 1,5 ettari di superficie, richiama in questo luogo animali, sia uccelli che mammiferi.
e dobbiamo tener conto che il giardino è diventato quasi un nodo di una rete ecologica territoriale. In questo giardino durante l'inverno arrivano animali da altri luoghi dove passano l'inverno e quindi arricchiscono sostanzialmente quella che è la variabilità ecologica di questo luogo. Ma davvero, professore, qui sembra si respiri un'aria diversa, la sento nel viso, nelle narici, ma anche nei capelli. È vero questo? Certamente, è quello che si vuole provare, che si prova quando si entra effettivamente in un ambiente come questo. Questo è un ambiente artificiale perché è realizzato dall'uomo, ma che riproduce in maniera efficace quella che è la naturalità dei luoghi naturali. La grande casa nella piccola città, così, professore, è definita questa villa. Sì, e la ragione è molto semplice. I primi proprietari, la famiglia Revedin, voleva dare un'impressione di potenza in questa città. I Revedin erano dei nobili, vicini alla corte asburgica e quindi attraverso l'architettura davano il segno della loro potenza. Per realizzare questa villa si sono rivolti a un archistar del momento, a Giambattista Meduna, il quale la realizzò con i canoni dell'epoca, e oltre alla villa ovviamente completarono questo segnale di forza anche con il bellissimo giardino che abbiamo visto. Ed eccomi con Gianfranco Giovine, assessore alla ricerca, sviluppo e innovazione di Castelfranco Veneto. Buonasera, buonasera. Buonasera Ida. Un progetto partito in collaborazione con chi? Dal 2020 abbiamo iniziato questa progettualità, capofila è il Comune di Castelfranco Veneto assieme all'Università di Padova, Unismart, Eurac di Bolzano che ci cura naturalmente l'aspetto di impostazione del progetto e il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Padova. Anche naturalmente ha contribuito a questa progettualità il centro Casa di Riposo Domenico Sartor, che è qui accanto a questo parco e che ci ha permesso di cominciare la sperimentazione. Questo è un parco secolare di Villa Bolasco, 5 ettari di terreno, e che dà delle emozioni particolari quando si entra in questo luogo. In particolar modo le persone che hanno queste difficoltà di patologie di Alzheimer, di demenza, che sono in difficoltà, quando si entra qua, come hai potuto vedere anche tu stessa, si respira un'aria salubre, si respira una situazione di tranquillità che mette le persone appunto, facilita, diciamo così, quello che è il benessere di queste persone. Professoressa, buonasera. Perché avete pensato di lavorare proprio in un parco per il benessere psicofisico delle persone? Perché da tempo noi sappiamo e ci sono dati sperimentali che mostrano che il verde, il contatto con la natura fa bene alle persone, a tutti i livelli, fa bene alle persone giovani, anziane e anche, come vedremo in una parte del nostro progetto, anche in persone che soffrono di demenza. Quindi noi all'interno di questo bellissimo parco abbiamo voluto individuare quelle zone particolari e capire perché sono proprio quelle che aiutano a mantenere il benessere, quella che noi chiamiamo il senso di rigeneratività ambientale. Persone che dopo così aver girato per il parco aumentano le loro emozioni positive, diminuiscono le loro emozioni negative, diminuiscono lo stato di stress, quindi la sensazione di stress, e questo è comprovato anche da indici, diciamo, fisiologici, cioè quando noi siamo stressati aumenta il battito cardiaco, aumenta la conduttanza cutanea. Ecco, dopo un giro nel parco tutti questi stress tutti questi fattori di stress si ristabilizzano. Persone con demenza si tranquillizzano soprattutto in determinate zone del parco, quindi l'ambiente in questo caso diventa veramente terapeutico e questo è fondamentale. La novità è che a questo avete accorpato anche delle nuove strumentazioni. Certamente, perché il senso del progetto generale Varcities, che è un grosso progetto europeo, è proprio mettere insieme natura con tecnologia. Di solito le due cose sono viste come contrastanti, invece
Invece noi vogliamo utilizzare le tecnologie per permettere alle persone di fruire al meglio del mondo naturale, della natura che ci circonda, e quindi noi abbiamo tanti sistemi di rilevazione ambientale, l'umidità, gli uccelli, la luce, e anche sistemi di rilevazione proprio fisiologica, e quindi l'attivazione cerebrale, i movimenti oculari, la conduttanza cutanea, eccetera eccetera. Quindi proprio tecnologie anche sofisticate messe al servizio però del benessere, pensando proprio, come dire, all'umanizzazione, anche all'umanizzazione delle cure, perché di solito con persone malate si pensa all'aspetto farmacologico, e invece bisogna proprio pensare all'aspetto umano della persona. Onorevole, buonasera. Un progetto che sarà esportato in tutta Europa prima e poi nel mondo, ma che parte proprio qui, dall'Italia, proprio da Castelfranco Veneto. Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori. È un motivo di grande orgoglio. Come esperto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica non posso che esprimere davvero il grande piacere che questo progetto, che è un progetto pilota, che vede la partecipazione di alcune altre città a livello europeo, possa partire proprio da Castelfranco Veneto. Credo sia un motivo veramente d'orgoglio non solo per il Veneto ma per il paese intero. E infine, come mettere insieme tecnologia e natura per le città del futuro? Lo chiediamo al dottor Adriano Visello di EURAC. Buonasera dottore. Grazie, buonasera. Direi proprio con progetti come questo, il progetto VAR Cities che stiamo mostrando oggi, nel quale abbiamo innovazione tecnologica, quindi sensoristica, tecnologie digitali d'avanguardia, che vengono messe a disposizione della città, della natura, dei cittadini, per progettare nuove aree, per far interagire meglio le persone con l'ambiente, con il benessere, e raccogliere gli elementi salienti di questa unione, di questa sinergia, per affrontare insieme le sfide del cambiamento climatico, della transizione energetica, e alla fine avere spazi più piacevoli in cui vivere ogni giorno. Guardare la bellezza della natura è il primo passo per purificare la mente. Io vi lascio alle immagini straordinarie di questo posto unico al mondo, con la sua forza senza limiti.